Invece, ricordando ancora l'indirizzo che... Salvo la Rosa insieme fan club ufficiale, ormai Ecco. lo so a memoria anche ad occhi chiusi, non c'è È bisogno vero, di leggerlo. vedi che meraviglia. Vediamo, ripeti ad occhi chiusi, vediamo. Salvo la Rosa insieme fan club ufficiale. Bene, c'è un'ambulanza per favore, me la mandate? No, volevo dire 50 anni di matrimonio, invece il signor Litterio Scalisi quanti anni di matrimonio festeggia con crocifissa martoriata? Vediamo di chiederglielo, se ha il microfono già aperto. Signor Litterio? Pronto? Sì, perché è pronto? Che è al telefono, signor Litterio, scusi, al telefono pronto. Scusi. C'è? Sì, pronto, ci sono. Sì, buonasera signor Litterio, adesso dovrebbe anche arrivare una telecamera così vediamo, ecco, di scorgerla, eccola là, che la bello. vedo col nostro Ernesto Gretti e sempre con questa mano che la titilla, non so perché. Sì, no, perché poi ci rispondo io. No! Questi gesti non si fanno in televisione, però poc'anzi la nostra Diletta ha fatto degli auguri ad una coppia, i genitori di Don Alfio Bruno, che hanno festeggiato 47 anni di matrimonio, e poi ad un'altra coppia che ne festeggia 50. La curiosità nasce spontanea. Lei con sua moglie, quella gran donna, Sì. di crocifissa No, martoriata. non sono geloso, può dire che lo vuole. Guardi, allora lo dico apertis verbis, le piace apertis verbis? Non capisco che significa. No, vuol dire proprio con tutto il cuore. Sì. Quella è una donna bellissima, lei ha avuto una grande fortuna, lei ha sposato una donna meravigliosa, che tutti gli uomini vorrebbero sposare. Lei si deve dire un medico che do da vista. Comunque. Guardi che io a casa uno che non è medico ma che si occupa di vista ce l'ho, E mi pare strano. che è mio padre. Vabbè, lasciamo perdere. Però, le voglio dire, da quanti anni siete sposati con quel gioiello di donna? Io praticamente nel mese di settembre Sì? maledico 32 anni. No. Stava dicendo compio, voleva dire festeggio e poi si è lasciato correre. Non festeggio. Vabbè, non allora, festeggio. quando ha No, detto... la vita una è lo una so. sola è la vita. E lei ha ma stabilito- bruciai una specie di bratta. Ma come? Aspetta, Ma come si fa a donna- definire una donna bratta, scusi? No. Vabbè. Quella è la sua metà. Sì, a me 3/4 gli Eh. Ma l'ha vista, ma se la ricorda lei? Di che Ma cosa certo stiamo che me la parlando? ricordo, Comunque, Io dico solo che chi non ci credi ci angappare, solo per questo. vabbè, per ora c'è anche a pausa su lei, esatto. però. Senta, allora, come vuole cominciare questa puntata? Perché tocca a lei, che vuole fare? Dunque, signor La Rosa, ho Sì. ricevuto un sacco di richieste. Dopo che io ho cantato la mia canzone, Sì? ho ricevuto un sacco di richieste di importanti presentatori, parlando con rispetto, no come a lei, presentatori di una certa che mi vogliono portare, che mi vogliono portare a uomini e donne. Ah, ci sono dei presentatori che l'hanno contattata per andare a Uomini e Donne, a fare Donne che? E che vogliono risentire la mia canzone. Quale canzone, scusi? A mia un nemico mi scide. Sì, ho capito, però vorrei capire cosa c'entra Uomini e Donne, cosa c'entra la signora De Filippi, cosa c'entra Canale 5, perché Uomini e Donne? A me mi ha telefonato un uomo, tranne che era De Filippi, che io non No. capivo. Vabbè, comunque lasciamo perdere. Allora, io credo che il pubblico sia d'accordo, non era previsto, ma volete che cominciamo in bellezza con A mia di un nemico mi scidica? Sì, però dobbiamo cantarla tutti, perché questa è una canzone che porta bene, questa è una canzone dissacratoria, questa è una canzone che serve anche a sconfiggere tutti i mali. E allora ci siamo, Sì? lo raggiungiamo sul palco il signor Litterio Scalisi con questa sigla con la quale vi auguriamo buon divertimento da insieme. Enrico Guarneri, Litterio! Prima strofa! Piangi e così via, c'è qualche soprantina che resiste va giù. C'è chi sbatte per il mutuo, chi sorpassa e fa cornuto, c'è chi ricco e meruto. C'è chi va dallo psicologo, E quindi? così penti e si fa monaco. Con protesta fa benzina, c'è chi si ratta carina, c'è chi è sempre in mezzo ai guai. Ma tanto a mia, gentili signori e signore, tutti! Un nemico mi si dica, a mia, Che fa? mi rilassa la musica,
dice un proverbio a conte ruffa ruffa, ci vanno verso che non ci cuppa e canto a mia, un mi chiovi mi scittica, con mia, con lei, a gentilosta s'arrusica, bravo. sogno tranquillo e faccio una bella E dove vita, se ne sta? sdraiato soli come una zazzamita e canto a mia, dove mi piove mi scivola, Anche in italiano, vai tutti! la 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 Seconda si strofa! spara e poi si spara, così rompi ma sciddare e chi incrocca per lo stress. C'è quel tinto picchia e bricchio, c'è invece ciaudicchio, chi si pettina col flex. C'è chi fa sesso acrobatico E poi va dall'ortopedico. e ancora? Così tuffa e la s'abbarca, chi il telefonino spacca perché lei non l'ama più. Ma tanto, tutti insieme, a mia! La mia, Vai! un nemico finiscitica, leggero, Cosa fa leggero? volazzo come una pollira, di mano dei sacchetti sempre leggi, mi sdraio soli e mi ammoppo mezzo chilo in sveglia mia. Sì! Un nemico finiscitica, e svento, E fa il vento? sopra il grano mi dondola, e sta mezzita di coppo poi mi lascia, Ma chi se ne frega? sopruta annicchia e canto tanto poi mi passa via. Il signor Enrico Guarneri Serio! Buonasera! Ah, che bello riabbracciarla, come sta? Grazie. Ringrazio tutte le persone, impresari, presentatori che le hanno richiesto questa canzone che è un portafortuna. Noi l'abbiamo lanciata 2 anni fa al festival ed è rimasta proprio un portafortuna per tutti i nostri telespettatori. Che c'è, signor Stavo Littero? pensando. La vedo perplesso, un po' basito, stasera è un po' basito. Ma sembra tanto. Cioè in che senso? Certo, basito, non è che sono spolungone, però. No, basito nel senso dell'altezza. La vedo un pochettino perplesso, lei è un po' perplesso, Sì, un po' così. Che stavo pensando? A che cosa? A che cosa? Che cosa stava pensando? Ma lei ci pensa che dobbiamo morire? Guardi, in questo momento preciso non ci stavo pensando, perché ero, come dire, concentrato Ci pensaste? con la trasmissione, però devo dire che ogni tanto ci penso, per carità, insomma, la vita è quella, la vita ha un inizio, ha una fine, dobbiamo- quando sarà, Quando insomma, sarà che dobbiamo morire? lo so, ma perché ci stava pensando in questo No, momento? dicevo che se non ci pensi... Ma che minchia facciamo sta trasmissione? Beh, se ci pensassimo sempre dovremmo anche interrompere la trasmissione, ma siccome non ci vogliamo pensare, pensiamo ad altro. Ma lei si è immaginato mai morto? Io dice, tu te mi immagino. A lei o a me è morto? No, io stesso mi immagino. Anche io mi immagino, cerco di capire cosa c'è nell'aldilà, ma non sono argomenti, diciamo Lei così. che arriva e mi dice, ma allora che cosa è successo in tuo paese? Io morto, e lei dice, ma vedi che cosa è proprio successo noi in paradiso, ma chissà, magari in paradiso ci ricongiungiamo con i grandi dello spettacolo e facciamo la spettacolo. chiesa, poi uno pensa Vabbè, questa cambiamo argomento, casomai andate a vedere questo film che ha vinto Cannes, visto che lei mi ha dato lo spunto, che è The Tree of Life, che parla anche di questo, del perché, insomma, della vita, il perché del male, il perché anche Dio permetta che i suoi figli soffrano, ma è una cosa troppo ampia per trattarla qui. Allora, senta, io per esempio a paese ci abbiamo un barbiere Eh? che è un tifoso do Papa, certo. ma di tutti i papi, ma di tutto Sì. quanto, ma di quello che è stato Giovanni Paolo II. Giovanni Paolo II lo abbiamo amato tutti, è diventato beato a furor di popolo, possiamo anche dirlo, sì. Mi ricordo un episodio, signora Rosa, c'ero io presente, non è che io non dico mai cose per sentito dire. Lei si informa No, e io verifica. sono presente, Lei è verifico, là, non sì, c'è- sì. È entrato io ero che mi stavo facendo la barba, Sì. mi stavo facendo la barba, Sì. entrò un cliente, Giovanni, Sì. che aveva da tanto tempo Sì. che non
che non entrava, io ora appena ho visto, proprio, sospendivo di fare la barba mia, disse Giovanni, ma contava che non ti vieni di qua, che non ti fai vedere, e io disse che no, che sono stato in giro per tutta l'Italia, ci disse Giovanni, dice perché io facevo un rappresentante, cioè che è stato in giro, sono stato a Milano, sono stato a Torino, sono stato a Firenze, sono stato a Bologna, sono stato a Roma, già io sono comunista a Roma. A Roma c'è il Papa. Ha accettato il Papa. Sì. E Giovanni ci disse sì, non solo, ma io ci apposta di proposito di domenica, perché il Papa si affaccia dalla finestra e parla alla folla che è a San Pietro. E dopo come ci disse sta cosa. E poi dà anche, lei lo sa benissimo, una benedizione urbi e torbi. A tutti, ovvio, surdi, tutti chi da Cacciavano. Ci mancherebbe. Senta, il Papa lo fa per tutti ovviamente, ma urbi et orbi in particolare vuol dire per la città di Roma e per il mondo, per l'orbe. Per l'orbe di tutto il mondo, il Papa fa questa cosa. Lasciamo stare, l'orbe terracqueo. Devo continuare o no? Continui pure, ma si informi, prego. Noi siamo per l'orbe di tutto il mondo, non c'è, mi informo. Vabbè, allora. Adesso un Papa come un dice che me lasciavo casa saponata, chiamavo a Caruso, ci sono picchiati 3 caffè, uno per me, uno per Giovanni e uno per Letterio. Giovanni, dimmi, allora, un Papa, l'hai visto? E chi dice sì, ero là sotto, dove c'è il coso a Piazza San Pietro, che c'è... Il colonnato. Il colonnato. No, dove c'è, come si chiama, il Monalisco. E ce ne sono 2. L'Orbelisco, ce ne sono 2. Era Darico, come si affacciava il Papa, ci dice, ma che cosa ti devo dire? Il Papa vive di luce propria. Il Papa è meraviglioso. Uno che ci convida al suo barbiere questa cosa, il Papa vive di luce propria. Era una giornata nuvolosa, come se da più la finestra si faceva il Papa, pare che ne scia un sole. E chi doveva bere, io sempre casa saponata fermo, dice vero, io l'hai detto sempre. Lo facciamo essere con io, Caruso, ci messo il zucchero, picchio tu caffè, e dimmi, Papa. Dice che te a dire, il Papa ci disse 2 parole e ci siamo trasformati in tanti agnellini, umili, buoni, civili, educati, religiosi. Dice, ma non è tutto. Non è tutto. Dice, dopo che il Papa chiudeva la finestra, io entrai per visitare la cattedrale, no? A Basilicata di San Pietro. Che era il Molise, la Sicilia, la Basilicata è una regione d'Italia, del centro-sud. Che invece no, quella di San Pietro. San Pietro, che si chiama? Basilica. Basta, appunto. Entrai, dice, stavo vedendo queste belle quadri, i soffitti, tutti questa pietà, questa pietà che fece Michelangelo, che fece una pietà proprio che cristiana di tutto il mondo. Dice, ma che pietà che fa? Michelangelo ha fatto una pietà cosa bellissima. Facessero tutti la pietà come la fa Michelangelo, non gli sarebbe più diventato famoso per questa pietà. Mentre eravamo là dentro, chi su Giovanni che parlava, all'improvviso chiudero le porte d'ingresso, che non ce ne appare. Non si preoccupi, mi ha sfiorato di lato. Di lato, sì. Ma lo passo troppo. Vada avanti. Si chiude la porta, si aprono le porte dietro l'altare, dall'altare c'ave i colonne di tutto un turcioniano. Tortili. I tortili. Che sa tutto qua. Curto e malopavato. Barracutta, ma sa tutto qua. Sono di bronzo. Lasciamo perdere, vada avanti. Basta, entra il Papa, si aprono le porte e entra un Papa in mezzo a noi che eravamo tutti là. Dopo guardare, datemi una seccia. Ma per davvero, ma che mi stai dicendo? Tu hai visto il Papa di vicino a vicino, te lo giuro, ma non solo visti. Il Papa camminava in mezzo alla folla e la folla si apriva davanti a lui, come le acque davanti a Mosè. Bellissimo. E dopo Vera cominciava a pigliare tutti i caffè, che tu ti vivuto te. L'emozione era crescente. Mi stai prendendo in giro, non ci posso credere, no, dice, te lo giuro Giovanni, te lo giuro. Arrivato a un certo punto a mezzo e tutto è defusa. A mia prima mi passa l'impressione, ma poi ebbe la certezza. Il Papa non tagliava a mia. Dopo è vero, non ci posso credere. Il Papa, a mezzo tutta da puta che c'era in la chiesa, guardò a Tia, ma non solo tagliava a mia. Poi mi sorrise, mi fece un sorriso. A Dio, il Papa, dice sì. Si avvicinavo, Papa, a Dio, sì. E mi appoggiava la mano sopra la spada. Cose incredibili. Incredibile, che non ci posso credere. Giovanni, il Papa ti appoggiava la mano sopra la spada a Dio. Sì, circondato dai guardie svizzeri. E mi parlò. Papa parlava a Dio. E che ti disse? Giovanni,
mi tagliamo si gioia, comincia di tagliare sto capite. Non è possibile, non è possibile. Io